Gli appuntamenti di venerdì 16 gennaio, dalle 9 alle 19 si può visitare il presepe artistico di Missano, allestito nella chiesa di Santa Maria Assunta di Castiglione Chiavarese. Continua la 31esima edizione della mostra Colori in Libertà, collettiva degli artisti recchesi organizzata dal Comune. L'esposizione è allestita nella sala Franco Lavoratori di Recco e rimane aperta fino al 18 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L'associazione Lo Stregato organizza un corso di cucito nella biblioteca di Villa Sottanis a Casalza Ligure dalle 15 alle 17. Per i corsi di cultura di Chiavari c'è la lezione di mulini e frantoi su I Gumbi dell'antica contea di Pietralata alle 16:15 nella sala Livellata di Via del Pino a Chiavari. Iole Morruni presenta il libro Libera nella maternità, autonoma con il lavoro, protagonista nella società, l'appuntamento organizzato da Udi Levante alle 17 in via Costaguta 21 a Chiavari. Presentazione del libro di Arianna Meschia prima del giro nella sede di Fiab Tigullio a Seste Levante, inizio alle 17:30. Alla libreria Feltrinelli di Genova Andrea Guglielmino dialoga con Lorenzo Mangini, autore del volume Polisensoriale Lucarne Secca, inizio alle 18. Al Teatro Nazionale di Genova Gabriele Lavia porta in scena lo spettacolo Lungo viaggio verso la notte, capolavoro della drammaturgia statunitense, inizio alle 20:30. Al Circolo Arte Orchidea di Santa Margherita Ligure c'è lo spettacolo di stand-up comedy di Giulia Cerruti, inizio alle 22.